I Magredi, Magredis in lingua friulana, prati magri, antico e singolare ambiente naturale tra Tagliamento e Livenza, come soggetto di un nuovo documentario realizzato dalle produzioni televisive dell'ufficio stampa della regione e presentato all'Auditorium di Cordenons. Considerati a lungo solo come aride distese sassose, spazi vuoti e privi di valore, inseriti oggi nella rete di protezione europea Natura 2000, i Magredi sono stati al centro di un progetto che ha coinvolto le scuole di Cavasso Nuovo e la pianificazione territoriale regionale per lavorare su conservazione e futuro, riallacciando antichi legami con la natura e con la cultura della terra. Una pubblicazione prima ed un filmato poi hanno raccolto la storia, le testimonianze e le esperienze di chi ha vissuto profondamente il legame con una natura ed un ambiente difficile. Il C'era una volta che i nonni hanno raccontato ai bimbi delle scuole è diventato immagine scandito dal ciclo delle stagioni. Un percorso importante sottolineato dal sindaco di Cordenons Mario Ongaro e dall'assessore regionale alla pianificazione territoriale Maria Grazia Santoro per un recupero dei valori legati alla terra e alla centralità dell'azione svolta nel tempo dall'uomo che ha saputo conservare quella che oggi gli esperti chiamano biodiversità. Elementi questi al centro anche del nuovo piano paesaggistico che il Friuli Venezia Giulia sta elaborando in una sinergia costante con il territorio.